Uno dei vicini di casa ha suonato a campanello dicendo: tua moglie chiede di te. E sapendo che comunque le sue competenze, anche le competenze di chi c'è in ambulanza, sono comunque elevate, che ho detto, vabbè. Verosimilmente è successo qualcosa di grave. Quando sono arrivato, appunto, anch'io ho visto Elena non cosciente a terra, e a quel punto si è attivata la macchina del soccorso, quindi Silvia come team leader alla testa mi dava ordini come fa a casa. Normale, è assolutamente normale. Quindi insomma ho preso l'ordine dal team leader, mettiamola così, ho preso un accesso venoso, abbiamo infuso dei liquidi per alzare la pressione, come diceva prima Silvia. Mi lego a lei dicendo che anche per come la penso io, ma per come la vediamo noi, non c'è nessun atto di eroismo, ecco, c'è solo un essere medici, infermieri, esserlo nella vita. Cioè, io credo che chiunque altro collega si sarebbe comportato alla stessa identica maniera. Quindi non abbiamo fatto nulla di eccezionale, abbiamo fatto quello che sapevamo fare per poter aiutare una ragazza di 16 anni che in quel momento aveva bisogno.